Grazie, grazie, un cordiale saluto anche da parte mia. Così come già detto da Martin, a me interessano tante cose diverse, in particolare gli invertebrati, e nell'ambito degli invertebrati, in particolare i coleotteri, gli imenoteri, e altri insetti e sono molto lieto e contento e grato di aver ricevuto questa opportunità di poter collaborare l'anno scorso alla ricerca sugli impollinatori sul Carso, che mi ha dato appunto la possibilità di conoscere in prima persona il lavoro sul campo e i metodi di campionamento degli impollinatori e la loro classificazione. Cosa significa impollinatori? Sono degli animali che impollinano le piante, trasportando il polline dagli stami ai pistili dei fiori. E in questo modo contribuiscono così alla fecondazione e alla riproduzione delle piante. I principali impollinatori sono ovviamente gli insetti. Si chiama entomofilia questo tipo di impollinazione. I principali impollinatori sono le api e altri gruppi di insetti, per esempio vespe, mosche, farfalle e anche coleotteri. Raramente rientrano in questo gruppo anche i vertebrati, per esempio gli uccelli, i colibrì nelle zone più tropicali e poi i pipistrelli e qualche altro tipo di animale. Questo fenomeno è un fenomeno coevolutivo, in quanto le piante hanno sviluppato delle caratteristiche attraverso la selezione, parliamo di forma, dimensione e colore dei fiori, quantità e composizione del nettare, profumo dei fiori, periodo di fioritura, stagionalità e anche la composizione chimica del nettare. Alcune piante hanno un proprio specifico impollinatore, circa un quinto viene impollinato da un solo gruppo di impollinatori e le piante ovviamente hanno adettato le proprie caratteristiche, invece ci sono poi altre piante che sono più generaliste e vengono impollinate da vari impollinatori. E quindi quando noi andiamo sul campo a monitorare gli impollinatori è molto importante conoscere anche la vegetazione e a volte già grazie alla presenza di una determinata pianta possiamo presumere che ci sia anche un, un impollinatore specifico. Sappiamo che alcuni impollinatori sono stati scoperti dopo che la loro presenza in base delle piante era stata prevista. Sono storie molto interessanti. Per quanto riguarda le api, ci sono delle piante che si sono adattate all'impollinazione da parte delle api e quindi hanno degli stami e dei pistilli particolari, blu o gialli, hanno un odore specifico, mentre per quanto riguarda i lepidotteri ci sono vari tipi di stami, vari tipi di polline, che sono creati in modo da consentire l'assorbimento del polline da parte degli impollinatori, in questo caso dei lepidotteri. Per quanto riguarda le mosche, i fiori sono blu, bianchi, e per quanto riguarda i coleotteri invece le piante hanno un odore specifico e il polline è facilmente accessibile. Queste caratteristiche che ho menzionato in natura sono una sorta di continuum, non sono solo bianche e nere, perché tante piante sono generaliste e quindi hanno una strategia tale che gli consente di essere impollinate da vari impollinatori. Ovviamente è chiaro che hanno poi delle caratteristiche diverse rispetto al singolo impollinatore.
Le api selvatiche sono i principali impollinatori, forniscono servizi ecosistemici stimati a livello globale in circa 500 miliardi di euro all'anno, quindi sono legate alle catene alimentari e nonostante il loro ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità degli ecosistemi e nell'assicurare le risorse alimentari, permangono molte lacune nella comprensione della loro ecologia, delle loro caratteristiche funzionali e delle loro interazioni con le piante da fiore e ci sono anche lacune nella conoscenza della loro diversità e dello stato delle loro popolazioni. Le principali minacce per gli impollinatori oggi sono i cambiamenti climatici, la distruzione dell'habitat, specie invasive, malattie, pesticidi e vari tipi di inquinamento dell'aria, ma anche luminosa e i rumori. Io, assieme a dei collaboratori, avviato anzi una ricerca nell'ambito del progetto Blasgrass che prevedeva il censimento dell'impollinatore della vegetazione sui terreni bruciati del Carso. Eh, Spiegherei adesso un po' gli sfondi di questa ricerca. Allora, abbiamo cercato di capire come si evolvono gli incendi dal punto di vista territoriale, spaziale, quanto sono grandi e i cambiamenti climatici indicano che sul Carso ci sono sempre più incendi, sempre più frequenti. Ci sono degli incendi che sono sempre più ampi, ci ricordiamo tutti dell'enorme incendio del 2022, il maggiore incendio nella storia della Slovenia indipendente che ha interessato il versante del Carso sia in Italia sia in Slovenia e praticamente non c'è anno in cui non c'è un incendio sul Carso. Inoltre c'è anche il problema della sovracrescita della vegetazione, in quanto gli usi agricoli tradizionali vengono abbandonati, il terreno è oggetto di sovracrescita, c'è sempre più biomassa a disposizione e questo comporta appunto la possibilità per porzioni di terreno più grandi di bruciare. Ci sono delle ricerche che dimostrano che la biodiversità degli impollinatori si sta diminuendo sia a livello globale che a livello locale e bisognerebbe capire che in futuro bisognerà fare dei monitoraggi, dei censimenti più dettagliati per poter poi agire di conseguenza. Il nostro obiettivo era quello di verificare lo stato delle diversità degli impollinatori sul Carso, confrontando la diversità nei siti di controllo dove non c'erano incendi e in quelli incendiati sia nei terreni boschivi che quelli di prativi in sostanza. Poi abbiamo fatto un confronto anche in base al tempo trascorso dall'incendio, poi nel dettaglio vedremo ci sono dei luoghi che sono stati oggetto di grandi incendi nel 2019, 2022 e 2024 e quindi abbiamo confrontato con i punti di controllo per capire se sono subentrate dei cambiamenti, delle modifiche. Ovviamente in parallelo abbiamo anche cercato di capire quali sono le singole specie che dominano nel corso delle stagioni. Descrizione dell'area di ricerca: si tratta del Carso occidentale, nel comune di Miren Kostanjevic, attorno al Terstel, e gli abitati di Selena Crasso e Zerie, che sono stati appunto oggetto di incendi in questi 3 anni, come menzionato prima. Gli incendi, come un disturbo temporaneo, sono tipici per questa area e non dovrebbero comportare degli impatti negativi sulla situazione della popolazione che è stata oggetto di analisi, ma oggi c'è il problema della sovracrescita, dell'abbandono degli usi agricoli tradizionali, ci sono incendi sempre più grandi e ovviamente c'è anche una forte frammentazione degli habitat e questo ovviamente
riduce la possibilità di mettere in connessione i singoli frammenti e poi anche il ripopolamento qualora vi sia l'eliminazione di una determinata specie in una determinata area. Eh, le specie più danneggiate sono le specie endemiche. Si tratta in particolare dei lepidotteri. Sul Carso abbiamo anche la bora, un vento tipico che rende più secco questa area e apporta ossigeno che appunto rende gli incendi ancora meno domabili. Per quanto riguarda il censimento, abbiamo utilizzato le immagini dell'Ente per i boschi della Repubblica di Slovenia, abbiamo definito poi i punti di misurazione con delle visite sul campo. Siamo partiti da Terstel, oggetto di incendio nel 2022 e nel 2024, poi Selena Crasso con l'incendio del 2022 e poi Zerie con l'incendio nel 2019 e nel 2022 e in ogni area abbiamo identificato delle aree non oggetto di incendi e le aree bruciate soprattutto nella parte boschiva del territorio. In ciascun sito, ovviamente, abbiamo realizzato il censimento degli impollinatori. Qui vedete la mappa. In arancione è evidenziata l'area oggetto dell'incendio del 2022, in blu l'incendio del 2024 e in verde l'incendio del 2019. E qui su questa mappa vedete i nostri punti di censimento, in rosso le aree bruciate e in giallo le aree di controllo. Qui vedete un'immagine più dettagliata, una cartina più dettagliata del Monte Terstel. L'incendio del 2024 ha interessato soprattutto l'area vicino al trasmettitore in cima al Monte Terstel e poi ci sono stati anche degli incendi lungo la strada nel 2022. Poi c'è l'area di Serena Crasu, anche questa è stata interessata dall'incendio del 2022 assieme a Coritana Crasso e qui siamo riusciti invece a mantenere un'area che è stata isolata dall'incendio molto vicino a questi siti e quindi lì abbiamo identificato appunto i punti di controllo e qui vedete ancora l'area di Zerie vicino al monumento che si trova sul monte. Qui vedete che ci sono dei punti che sono stati interessati da incendi addirittura due volte, quindi nel 2019 e nel 2022. Il metodo che abbiamo utilizzato è stato il pen trap. Si tratta di piattini in plastica colorati con colori UV, giallo, bianco e blu. Questi piattini sono stati poi fissati a delle barre di ferro che sono state fissate al suolo. Le abbiamo collocate all'altezza della vegetazione del sito. Abbiamo riempito per metà con acqua e con sapone incolore. Abbiamo lasciato 24 ore eh, nel sito, poi abbiamo verificato i campioni che abbiamo conservati in etanolo e poi li abbiamo determinati in laboratorio. Questa attività è stata condotta da aprile fino ad ottobre, che è il periodo più consigliato. Il metodo è stato selezionato perché anche dal punto di vista temporale e logistico eravamo vincolati e limitati e questo ci è sembrato il metodo più adatto per i nostri sforzi, per il nostro impegno, per il tempo che avevamo a disposizione. In sostanza, ecco, vedete qui come appare questa pen trap. Vedete qui dei coleotteri che abbiamo censito il giorno dopo il posizionamento della pen trap
E poi vedete un po' come sono questi siti. A sinistra vedete l'area del Terstell, una superficie aperta che è stata oggetto dell'incendio nel 2024. Al centro c'è l'area che non è stata interessata dall'incendio sul Terstell, siamo sempre sul Terstell, ma qui non è bruciato nulla. E poi a destra, sempre l'area del Terstell, l'area boschiva in questo caso. Qui è bruciato questa porzione di terreno, vedete che il bosco non è così denso e ci sono nuove piante che appunto emergono dal suolo. Il numero totale di taxa ammontava a 176, anzi 167. In base al tempo che avevamo a disposizione, abbiamo cercato di determinare sia la specie sia la famiglia, quindi 167 è stato il numero totale di taxa. Qui vedete i gruppi. Il gruppo principale sono gli imenotteri, poi seguiti dai coleotteri, poi dai ditteri, dai lepidotteri e dagli emitteri. E in nero sono indicati i bycatch, quindi non impollinatori, ma magari ragni, cavallette che sono entrate in questi nostri pen trap. E ovviamente questi dati si riferiscono soltanto agli impollinatori. I principali sono gli imenotteri e i coleotteri. Qui vedete il numero di taxa per singola località. In verde chiaro ci sono i prati, in verde scuro sono i boschi. Vedete che l'area più variegata sono i prati, in particolare quelli che sono bruciati nel 2024. Vedete qui Terstel Prato, Terstel Foresta 2024. 45 taxa sono stati recuperati lì e invece il numero minore di taxa è stato trovato nei siti di controllo a Trstel, Sela, Nakrasu e Zerie. Il maggior numero dei taxa è stato riscontrato sul Trstel a causa dell'incendio, perché la biodiversità è maggiore dei prati dove ci sono tante piante in fiore e la biodiversità minore in termini generali è stata riscontrata a Zerie, ma anche nelle zone che sono state oggetto di due incendi. Però di solito dopo 2 anni dall'incendio ci si aspetta una grande biodiversità degli impollinatori, ma nel nostro caso non è stato così, in quanto non ci sono state le condizioni affinché questi gruppi, queste specie creassero una popolazione stabile. Quindi il Trastevere è stata l'area più ricca di specie rispetto a Selana Crasso. Gli incendi di solito aumentano la biodiversità rispetto ai siti di controllo e le aree dei prati aperti presentano una maggiore biodiversità rispetto alle aree boschive. Di solito l'incendio apre, diciamo così, il bosco, consente il ripopolamento delle piante che di solito nel bosco non crescono e nei prati, quindi ci sono più piante che fioriscono e ciò indica che un incendio recente provoca una maggiore biodiversità in termini generali, che però inizia a diminuire col tempo, quindi con la sovracrescita, per esempio. Qui vedete alcuni taxa, quelli più comuni, in base al numero degli individui che sono stati raccolti con questo nostro censimento e il numero dei punti, dei siti dove sono stati presenti, 16 ne avevamo,
Vedete che si tratta in particolare di menotteri e coleotteri. Adesso li vedremo. Ecco, quindi gli imenotteri sono gli impollinatori più comuni. Ovviamente in questo gruppo rientrano le vespe, le api, le formiche. E il primo gruppo che andremo a vedere oggi sono la famiglia delle apide. Eh, Innanzitutto abbiamo qui l'ape europea, Apis mellifera, N uguale 63, ciò vuol dire che abbiamo individuato 63 individui di questa specie durante la nostra analisi. Si tratta in particolare di api operaie, che sono quelle api che volano di fiore in fiore, raccolgono il polline e il nettare, e si tratta di gruppi eusociali, quindi abbiamo la regina, le operaie, i maschi, e ciascuno appunto ha una propria funzione e creano delle colonie anche con 40-60 mila individui. Qui vedete in questa immagine la composizione delle ali. Si tratta appunto di un'ape mellifera, presente in natura in particolare a causa dell'uomo. È una delle specie di ape più diffuse qui da noi sul nostro territorio. La storia slovena è legata a questa specie di ape, la Kranjska ciubela, quindi l'ape della carniola, è una specie particolare. È tipico per gli sloveni, ecco, essere apicoltori, soprattutto nella regione della Gorenska, della Dolenska, e non è sorprendente che anche in natura ci sono delle specie importate che sono molto molto diffuse. Il gruppo successivo nell'ambito della famiglia della Pide sono i bombi. Ne abbiamo riscontrati vari tipi: Argillaceus, Lucorum, Hortorum, Pascorum, Terrestris. E qui vedete su questa foto il Bombus lapidarius che non abbiamo riscontrato nei nostri campioni. 15 esemplari sono stati individuati. I bombi sono ricoperti di peli e sono una specie sociale. Le colonie sono molto più piccole rispetto alle api mellifere. La regina sverla e in primavera vola e crea una nuova colonia. Quindi in questo periodo possiamo vedere le regine che volano, sono un po' più grandi dei bombi normali e cercano appunto delle nuove opportunità per creare una nuova colonia. Con questo censimento di impollinatori è importante prevedere il periodo giusto per non danneggiare le regine, no, perché senza regine non ci sono colonie e non ci sono poi le generazioni future. E questo tipo di trappole pentrap non sono le migliori per occuparci appunto dei bombi in quanto impattano la loro vita. Ci sono delle trappole più adeguate per catturare i bombi. Nell'ambito di questo gruppo, delle famiglie delle Apide, vorrei menzionare l'Eucera. È un tipo di ape molto simpatico, con delle antenne molto lunghe. E invece sulla destra c'è ancora la Xylocopa violacea,
L'ape legnaiola, scusatemi, è la più grande ape slovena ed europea. È un bellissimo animale. È di un colore nero metallizzato, o crema o verdolino. Anche le ali sono più scure. Poi possiamo passare al gruppo successivo, si tratta della famiglia delle collettide. Qui vedete un esemplare anzi di Helios. Si tratta di api piccole di colore nero, grandi un paio di millimetri, che sono attive da maggio a settembre. La regina di solito nidifica in tunnel abbandonati. Poi ci sono le halictide, qui vedete il Lassio glossum, è simile a quella precedente, sono grandi un paio di millimetri. Sul campo è difficile identificarle, bisogna analizzarle in dettaglio in laboratorio. La femmina crea dei tunnel nel terreno, ci può essere una regina a colonia o- oppure anche varie regine per singola colonia. Poi ci sono la famiglia delle megachilide, si tratta di api che dietro hanno una struttura per raccogliere il polline soltanto nella parte inferiore, mentre nelle altri tipi di api queste strutture possono trovarsi anche in altre parti del corpo, sulle zampette per esempio. Le megachilide creano i propri nidi con fango e foglie sotto forma di gallerie e sono anche cleptoparassitarie, quindi rubano materiale alle altre specie. Qui vedete due tipi, l'osmia è un'ape solitaria che crea le proprie nidi col fango, e poi il Liturgus chrysurus. Ne abbiamo trovata soltanto una, è interessante questo dato. Si tratta di un'ape un po' più grande, conosciuta per i propri peli rossastri sulla parte inferiore del suo corpo. La famiglia successiva sono le vespe, ovvero le vespide. Vedete qui a sinistra la Polistes, ha una grandezza di circa 12 millimetri, non è aggressiva come le vespe normali, crea dei propri nidi in un modo ben specifico vicino agli insediamenti, alle case, oppure negli arbusti, oppure anche sul tetto. A destra c'è una vespa un po' più grande, la Vespula germanica, che ha questi puntini neri sulla parte inferiore del proprio corpo, è molto più aggressiva, mangia anche insetti più piccoli e poi aspira anche nettare. Le vespe non sono degli impollinatori così importanti come le api, ma sono presenti nonostante tutto. Poi abbiamo identificato anche due esemplari della Scolia hirta. Si tratta di un animale molto più grande, fino a 2 centimetri, ha un colore tipico metallizzato nero con due strisce giallo scuro sul dorso, ha delle ali più scure, si nutre di nettare e nidificano in cunicoli nel terreno,
dove depositano le larve torpidite, in particolare dei coleotteri, con i quali nutrono poi i propri simili. Poi ci sono altri tipi di vespe, le cosiddette Tenthredinidae, che hanno un dorso un po' più affusolato, un po' più lungo, e sono diverse rispetto alle altre due specie di vespe che abbiamo visto in precedenza, perché hanno un dorso diverso. E qui vedete che ci sono due rappresentanti della Macrofia albo annulata e della Macrofia montana. Queste due specie sono state molto molto numerose, in particolare nei mesi di aprile e maggio, 205 esemplari per la Macrofia albo annullata e 294 esemplari per la Macrofia montana. Sono degli animaletti di 10 millimetri, la seconda più segmenti gialli sul dorso, la prima più grande, eh, sugge il nettare. Le loro larve sono simili a, a delle larve che si trovano appunto nell'erba oppure nelle piante. Passiamo ora al gruppo dei coleotteri. A differenza delle altre specie che abbiamo visto prima, hanno soltanto un paio di ali e le altre ali fungono da elitre. I coleotteri sono un po' più robusti e qui vedete il gruppo della famiglia dei Buprestidae. L'Antaxia è stata la specie più numerosa, ne abbiamo identificati 360 di vari tipi. Qui vedete alcune foto dell'Antaxia hungarica, un po' più allungato, poi c'è l'Antaxia nitidula con i suoi tipici colori, rosso e blu, e poi sotto l'Antaxia fulgurans, che è un po' più verdastra, marroncina. E questi coleotteri sono luminosi, solitamente di tonalità metalliche verdastre, e si trovano principalmente sui fiori delle asteracee. Poi c'è il gruppo delle Cerambicide. Vedete qui il Chlorophorus varius, quello figuratus e quello sartor. Pochi ne abbiamo identificati, però sono molto tipici, sono belli perché imitano i colori e i motivi delle api, degli imenotteri giallo e nero, no? Vedete il Chlorophorus varus a sinistra e a destra vedete anche i motivi del Chlorophorus figuratus. Si trovano principalmente sui fiori delle asteracee e delle apiacee, nei prati, ma ne abbiamo riscontrati molto pochi. Un esemplare più numeroso è la Stenorella melanura, poi abbiamo avuto anche degli esemplari di Stenorella bifasciata, è un po' più piccolo rispetto al Corophorus, ha un corpo di colore nero, le elitre sono di colore marrone e si tratta di un coleottero molto diffuso in questa parte dell'anno. La famiglia successiva sono le Cleride. Qui vedete un esemplare di Trichodes apiarius. Ne abbiamo riscontrati tre esemplari. Può crescere fino a 16 mm in lunghezza.
sono ricoperte con peli gialli e ha delle elitre rosse. Appaiono tra maggio e giugno sui fiori della starace e delle apiace e le larve nei nidi delle api Osmia e Megachile si nutrono delle loro larve e uova. E quindi le larve di questo coleottero appunto si nutrono con le larve delle api. Poi c'è la famiglia delle Lampieride, in particolare la Lampiris noctiluca, probabilmente molto ben conosciuta a tanti di voi. Abbiamo trovati abbastanza esemplari. Questa specie ha un evidente dimorfismo sessuale, vedete che il maschio vola, la femmina non vola. Nel nostro campione abbiamo riscontrato soltanto maschi. Sono conosciuti per la loro bioluminescenza, in quanto gli brilla la parte posteriore del corpo che ha degli organi appunto luminescenti e questa specie è attiva in particolare tra giugno e luglio. Poi c'è la famiglia delle meloide, quindi dei coleotteri che sono conosciuti per il loro corpo convesso. Il Milaberis variabilis è stata la specie più riscontrata nel nostro campionamento, che ha delle elitre nero-arancioni, ma anche le strisce e i colori possono variare. Eh, Anche la grandezza può variare parecchio, appunto si chiama variabilis. La specie è stata più presente a giugno e a settembre, in particolare sui fiori. E vedete che è diversa rispetto al Trichodes apiarius perché ha una forma diversa. Poi abbiamo le mordellide, si tratta di coleotteri molto piccoli che si trovano soprattutto sulle apiace e sulle asteracee, sono neri e snelli con un'estremità appuntita. Eh, questa specie è stata quella più diffusa a livello totale, complessivo del nostro eh, campione. Poi ci sono le Odemeride, sono dei coleotteri molto interessanti, belli. Abbiamo riscontrato l'Odemera flavipes, l'Odemera nobilis e l'Odemera femoralis. Sono di colore verdastro, marroncino, bronzo e le coxe posteriori dei maschi sono ispessite e le loro elitre non si estendono lungo tutto il corpo, ma sono separate. Ricordano un po' un vestito elegante, diciamo così. Poi abbiamo riscontrato la famiglia delle Scarabeiide cetonine, il gruppo, anzi la specie più diffusa è la Tropichinota hitra, 122 esemplari, e poi abbiamo avuto anche 22 esemplari della Oxyterea funesta, sono due specie simili, grandi circa 11-13 mm in media, sono ricoperte di peli, e sono di colore nero con dei puntini dorati. Poi la Cetonia aurata è un coleottero di colore verde metallizzato abbastanza grande che si trova sui fiori delle apiace e anche degli arbusti, il biancospino, il burno, il sambuco, rosa canina. E poi abbiamo riscontrato anche il Trichius, che ha dei peli marroni sulla testa e sul torace, giallastri sul dorso,
dorso c'ha delle elitre giallastre con tre paia di macchie e zampe nere e sono molto diffusi tra maggio e agosto. Vedete che anche all'interno della stessa famiglia le specie sono molto diverse tra di loro. Passiamo ora dai coleotteri ai ditteri. Qui vedete la famiglia delle Califoride. Si tratta di mosche più piccole che fanno parte del gruppo Lucilia. Sono di colore verde metallizzato, hanno gli occhi rossi, sono molto diffuse tra aprile e ottobre, sono frequenti sui fiori, anche sugli animali morti, sulla frutta marcia. E poi il gruppo più importante degli impollinatori, delle mosche impollinatrici, sono le sirfide, che replicano i motivi delle api. Qui abbiamo trovato la Eristalis, tre esemplari, la vedete a sinistra, che ha gli occhi marroni rossicci, un posteriore variabile, è una mosca molto attiva durante tutto l'anno. E a destra vedete un esemplare di Ferdinandea cuprea che ha delle macchie scure sulle ali, trasparenti. Per quanto riguarda le mosche, è interessante notare che i maschi hanno degli occhi molto più vicini rispetto a quelli delle femmine. E poi vedete ancora un esemplare di Sirfide, è la cosiddetta Sirfus, simile alle api, alle vespe, a questi motivi giallastro neri. Sono delle mosche che non sono pericolose per l'uomo, ma solo imitano le vespe e in questo modo riescono a proteggersi da eventuali predatori e dalle persone. Passiamo ora alle farfalle, alle lepidotteri, lepidottera in latino. Di solito queste specie sono attratte da motivi visuali o olfattivi più complessi e riescono a fuggire da questi nostri piattini, da queste nostre trappole. E il metodo per catturare le farfalle, quello migliore è quello di utilizzare una retina. E visto che ci sono tante specie di farfalle protette, sarebbe meglio appunto non catturarne troppi. Eh, Adesso vedete qui un esemplare di Hesperide, il Oclodes sylvanus, che ha delle ali marroni striate con un bordo scuro, le antenne sono leggermente allargate nella parte superiore e le femmine depongono singole uova su vari tipi di erba e questa specie è molto attiva tra giugno e agosto. Poi ci sono le ninfalide, qui vedete un esemplare di Lesiomata maera che ha delle ali marrone scure con un'ampia fascia arancione, interrotta da un grande occhio. Qui vedete un esemplare di Melenargia galatea che è conosciuto per le sue ali bianco-nere che ricordano la scacchiera. E poi abbiamo ancora la famiglia delle ziganide, che sono velenosi, come indica il loro colore, e hanno la punta delle antenne ricurve, che ricordano poi i corni di- dei montoni. Ne abbiamo riscontrate tre, la Ziganide fiates, Filipendola e Loti. Qui vedete a destra un esemplare di Zighena filipendole.
Nei campioni abbiamo riscontrato anche altre specie, eh, che rientrano anche tra le specie protette del Natura 2000. Quindi è possibile, ecco, campionare le farfalle non è consigliabile, ma si può fare. Ecco, quindi tante specie sono presenti con numeri ridotti e quindi vuol dire che ci sono anche tante specie rare. Quello che abbiamo fatto è stato un primo inventario sistematico della fauna degli impollinatori sul Carso, che ci ha consentito anche di fare un confronto in merito agli impatti degli incendi. Anche quest'anno, nell'anno in corso, cercheremo di portare avanti questa ricerca in modo da capire se è cambiato qualcosa. E il paesaggio carsico offre le condizioni ideali per un'elevata biodiversità di impollinatori e cui contribuiscono anche gli incendi, ma per tutelare questa grande biodiversità bisogna adottare delle misure sia per controllare la sovraccrescita, ma anche per controllare il fenomeno degli incendi. Sarà necessario anche eseguire un monitoraggio regolare degli impollinatori per capire se ci sono delle specie invasive, qual è la situazione della popolazione, se ci sono dei taxa che stanno diminuendo, oppure se c'è qualche specie che è scomparsa. Quando non hai i dati non puoi fare nulla, no? Puoi solo parlare, ma con i dati in mano si può parlare e anche fare qualcosa, quindi auspico appunto che venga trattato questo tema, il tema degli impollinatori. Sappiamo che il Carso senza il lavoro antropico eh, viene ceduto alla sovraccrescita e agli incendi, quindi bisogna trovare degli interessi comuni e condivisi tra le persone che abitano sul Carso, tra chi protegge la natura, tra gli abitanti locali, per trovare un interesse congiunto e condiviso a mantenere queste specie anche a favore dei servizi ecosistemici. Questo è quanto da parte mia, vi ringrazio per l'attenzione.